Si è tenuta nella sede dell'impresa Hangar Fusina Bassano del Grappa, associata a Confartigianato, la presentazione della ricostruzione del biplano SVA-9 da parte del titolare Giorgio Bonato e del suo team, ovvero dell'aereo utilizzato dall'aviatore militare di Thiene Arturo Ferrarin nella storica trasvolata Roma-Tokyo del 1920. L'opera sarà esposta all'interno del padiglione Italia ad Expo 2025 di Osaka, a simboleggiare l'ingegno, la creatività e la tradizione artigiana italiana, fregiandosi del patrocinio di Confartigianato Imprese e della Regione Veneto. Vediamo! Il progetto della ricostruzione dell'Ansaldo SVA-9 nasce circa 15 anni fa, è riprodotto proprio dai disegni originali. Questo prodotto è il modello SVA-9, il modello biposto, lo stesso che ha usato Arturo Ferrarin per fare il volo da Roma a Tokyo. Sono un appassionato di aviazione e coltivo appunto questa passione direi da sempre, perché fin da ragazzino prima costruivo aeroplani di carta, poi di balsa, poi di legno, gli aeromodelli radiocomandati, e quando ho potuto ho fatto il brevetto di pilota e mi sono avvicinato al mondo del volo vero. Circa un anno fa c'è stato l'avvicinamento col Ministero degli Esteri, l'ambasciatore Mario Vattani è stato qui da noi chiedendo e valutando le possibilità di poter esporre l'aeroplano di Arturo Ferrarin quale oggetto molto importante per i giapponesi, ma soprattutto anche in una veste un po' artistica che mettesse in evidenza il saper fare dell'artigianalità italiana. Noi siamo onorati di questo invito e abbiamo raggiunto un accordo che ci permetterà di portare appunto l'aeroplano che vedete alle mie spalle ad Osaka per l'inaugurazione e tutto il periodo espositivo dal 13 aprile fino al 13 ottobre. Allora, da imprenditore e quindi anche da rappresentante di Confartigianato è un onore sapere che il signor Bonato, quindi un artigiano di Bassano, riesce con questa opera, con questa grande opera, ad arrivare all'Expo del Giappone. Quindi complimenti a lui che crede e con passione appunto ha fatto questa opera, e vuol dire metterci il cuore, metterci passione e vedere sempre al di là dell'ostacolo.